cosa stai provando? Sì, domando scusa, ma no, te farà un po' tardi, ma... Prego. Mi è anche un po' da smentegare. Posso venire là da io oppure posso domandarvi per telefono? Perché vorrei farvi alcune piccole domande per quanto riguarda questo... non so se io capisco parlare anche con il signor Caldato, che ne Ma Caldato è andato in ferie e non ne ha parlato, vede che perché fra le tante cose che abbiamo qua evidentemente si parla, insomma. Non importa, ecco. Mi vuole soprattutto chiedere conferma innanzitutto delle date di costruzione, siccome sono già fatto ricerca storica, no? Sì. Le centrali non possono non parlare nemmeno un attimo. Sì. Io mi ero detto, Caldato, 1947 e 51 sono stati gli anni in cui è stato costruita la Ponte della Roma. 40, sì, esatto. Purtroppo che c'è stato delle difficoltà nel 50 che era già pronta, è stata un'alluvione che era... Esatto, ma comunque si può partire, la data di partenza è il 51. Ecco, la data di partenza è 51, con un gruppo motore, prima mi era detto, cioè, io non me ne intendo neanche tecnicamente, con una pompa, con... Là che se due macchine, che se due turbine. Esatto, ma all'inizio si partiva con una. Ecco, all'inizio si è partita con una e dopo si è stato messo in funzione quell'altra, cioè i due gruppi generatori che genera quindi corrente e sta partito all'inizio con una come avviamento di centrale e poi è stato inserito anche l'altro. Questi gruppi hai un nome, questi gruppi generatori, cioè sei in una fabbrica, un Boveri, non so che marca sei. Ma i gruppi dell'Ansaldo... Mentre quella della Silea del 1950 è finita nel 54 aprile. Esatto. Questo è vero. E questa quanti gruppi ha generatrici? Due gruppi e che questa. Anche questa, sempre dell'Ansaldo. Sì. Ecco, dopo che sarebbe tipo le turbine che hai un nome, cioè se un tipo particolare di turbine... No, le turbine... come si può definirle? A Silea le turbine verticali. Ecco, Silea è verticali, ho due. Ecco, mentre appunto le robe è orizzontali. Questa è già una classificazione perché la turbina è sempre turbina, insomma non è che cambia. Ecco, questa può essere un segno di distinzione, diciamo, di come chi lavora. Come mai che sei verticali della parte? Ma perché diciamo che nella sistemazione, nell'ubicazione della centrale, quando è stata ubicata, si è ritenuto, dato anche i dislivelli, perché il dislivello è diverso fra Cilea e Ponte d'Agoba, in quanto Ponte d'Agoba è minore, con un dislivello minore è stato creduto opportuno di farle lavorare orizzontali per avere un rendimento maggiore, diciamo. A proposito dei dislivelli, mi diceva che a Ponte della Gobba a monte, cioè no, a valle è 6 metri, a monte quanto sei? Più o meno. Dunque, a Ponte della Gobba? Sì, a Ponte della Gobba, perché a Silea avremo il 5,78 a monte e variabile poi il livello a valle. Ecco, esatto, non gli ho dato di qua perché anche di qua è variabile. Comunque il salto è 1,70 m. A Ponte della Gobba? Sì, questo medio diciamo. 1,70 m, ma a monte dovrebbe essere sempre costante o no? Sì, a monte è sempre costante, anzi noi lo teniamo sempre costante. Naturalmente però varia nel caso dei piovaschi e del fiume che si ingrossa. Ovviamente varia un po', però noi altri cerchiamo di tenerlo sempre costante manovrando le macchine, insomma. Ma più o meno cosa sei costante a monte il livello del Sile? Dunque, 7 metri, dunque io sono più 1,70 al livello a valle. Livello a valle è 6. Sì, quindi siete 7,70. 7,70, ma e allora San Martino è 8, io ero migrato in un dato sbagliato riguardo a San Martino, il signor Caldato. Perché? Sai quanto che è San Martino? Perché mi ha detto 8,58 a San Martino. Ma lì, naturalmente, per favorire l'acqua, diciamo che deve defluire, c'è una differenza di livello fra San Martino e Ponte della Gobba, perché altrimenti se che fosse lo stesso livello... Immagino, ma io mi avevo detto che ieri addirittura Callato mi aveva detto i 100 metri fra San Martino e Ponte della Gobba, non risulta più fra i dati, capivo che io mi avevo
scadito adesso 7,70 al monte di Ponte della Gobba. 2 metri è troppo, Andrò a chiedere a quelli del centrale di San Martino quanto pesa con precisione. E provi a domandare quanto chi se l'ha, ma 2 metri mi pare no, è troppo la differenza. No, era per via della polemica che qua a Treviso accusa sempre la centrale anche di fermare l'acqua. Io mi disse no, perché le 2 metri da distante. No, ma che sia un dislivello, guardi, che sia varia, ma che sia oltre a 1,30 m, 1,50 m il dislivello è che sia, perché se lui guarda la corrente d'acqua, anche guardandola a occhio così, la corrente d'acqua, lui la vede che l'acqua defluisce benissimo, se non che fosse il dislivello, a un certo momento l'acqua ristagna, questo è chiaro, perché succede un po' anche con i piccoli rivoli, con i piccoli fiumiciattoli, insomma, se mica pendenza, se mica dislivello, l'acqua ristagna, l'acqua si ferma, mentre lui vede che la Scile ha una corrente che è abbastanza consistente. Ecco, no, infatti qua io so benissimo che c'è tutta la polemica che tanti dice la centrale bisogna... Certo, ma guardi, questa qua, non voglio entrare nella polemica perché parerebbe che come parte interessata naturalmente spingesse la cosa dalla mia parte, ma che posso dire che siccome che noi abbiamo la centrale che è sorvegliata, presidiata, noi manteniamo il nostro obiettivo è sempre quello e lo viene fatto costantemente anche nei momenti delle grandi piogge eccetera, di mantenere il livello costante. Quando noi manteniamo il livello costante a monte non può esserci cause di allagamenti o cause di sbarramento del corso d'acqua. Di fracimazioni dell'acqua. Ecco, può darsi che le cause siano diverse, cioè che a monte ci sia, altri fiumi che confluisce nel Sile che a un certo momento tracima. Ma né altri il livello del fiume a monte di Ponte della Gobba noi lo teniamo sempre costante. Ho capito, infatti è quello che sostiene sempre con molto calore caldato. Sì, ma guardi, gli altri siamo arrivati addirittura a fermare quasi la centrale, perché naturalmente quando che va su i livelli, che va su, che viene giù la piena, gli altri avevamo le possibilità di alzare le paratoie laterali e scaricare. Se quelle ne sono sufficienti, fermiamo anche le macchine, perché vi ho dato disposizione, guardi, che assolutamente il livello deve essere costante, ci rimettiamo la produzione di energia, ma pazienza, ma per carità il livello deve essere sempre costante e difatti si è mantenuto costante. Ho capito, questo è un po' il punto cruciale della faccenda. Certo, ma mi avrei anche piacere che magari in quelle occasioni che le piene eccetera, che qualcuno andasse a vedere, che venisse a vedere. Ma mi sono d'accordo, sa, perché ormai Caldato mi ha convinto di questo. Certo, guarda, io ho piacere che venga a vedere, mi sono disposto anche, se qualcuno vuole, in quelle occasioni lì, fermare la centrale, che vedrà che non cambia niente, anche se noi altri verremo tutte le paratoie e fermiamo la centrale, vedrà che non cambia niente, in quei punti cruciali dove succede gli allagamenti, là probabilmente gli allagamenti avviene lo stesso, questo per dimostrare insomma che lo sbarramento ha un'importanza relativa in quel punto lì. Ovvio, cioè dopo che si dio l'altra polemica, ora sa che siamo Andrio a citare i punti dolenti che fa gli ambientalisti delle scale di monta, e come mai non sono state fatte appunto queste benedette scale di monta che vengono sempre citate dai pescatori che dice che non è su spesse? Questo è un po' un punto vero questo qua? Ma le scale di monta per quanto riguarda le due centrali che sta presentando un progetto di approvazione per l'approvazione, è depositato al genio civile. È una roba recente. È stato presentato un progetto, è stato presentato un progetto ancora l'anno scorso. Sì, comunque è una cosa. Quindi è stato fatto da una ditta specializzata, appunto sia per Ponte della Gobba che per Silea. E naturalmente questo progetto deve seguire tutto un iter che lo sa di approvazione anche da un punto di vista tecnico eccetera eccetera. Comunque il progetto è stato presentato. Quindi vuol dire che mi pare di aver sentito dire che la vostra concessione scadeva fra un po' di tempo, o sbaglio? No, la nostra concessione di Ponte della Gobba scade nel 2006.
cinquantennale allora sei stato? Sì, cinquantennale. Anche quello di San... Anche quello di Silea. Ho capito. Sempre, siccome non è intendo se il genio civile che dà queste concessioni? O il comune? Sì? No, le concessioni a suo Ma sei stato tempo in acque? le rilasciava il Ministero Dei lavori pubblici. dei lavori pubblici, poi è passata anche regionale la cosa e anche la regione ha dato la sua approvazione, queste cose qua risale a un'epoca in cui Era dopo la guerra praticamente. sì, le regioni noi che c'era, Beh, comunque seria il magistrato alle acque. sì anche, sì. No, capito, vabbè, comunque non voglio entrare perché se mi bastava avere un'idea. Ecco, piuttosto mi sembrava che all'inizio non fosse Burgo la proprietà della centrale, o sbaglio, fosse Elettrochimica del Friuli, una roba del genere. Sì, ma l'elettrochimica del Friuli era comunque diciamo Burgo, poi è passata sotto gestione Burgo, adesso è anche diciamo Elettroburgo ma fa sempre parte della Burgo, Ho ecco. capito, quindi anche all'origine si può dire che sia Burgo, insomma. Sì. Elettrochimica del Friuli, ho capito. Dunque, dopo avrei bisogno, se io puoi darmi, perché il candidato mi ha detto bisogna che domandi al direttore, la portata effettiva che il candidato le avrebbe, no? E che è diminuita, mi diceva, in quest'ultimo tempo in base anche alla portata del fiume. Io parlavo di circa 1600 kWh, se non sbaglio, Esatto. una volta, ma adesso molto meno. Adesso la produzione lo dice, Come? cioè la produzione. Sì, la produzione di energia. la Presa in produzione. calo, io mi dicevo, in base appunto anche al calo della portata. Certo, avevo un calo di produzione che si aggira sui 400-500 kW. Esatto, io mi dicevo che attualmente sei sui 1100. Sì, esatto, 400-500 kW, mica parlo mediamente. Sì, sempre Per il calo proprio di questa, diciamo, portata, calo dell'acqua del fiume, ecco. E le cause di questo calo cosa possa essere? Oh, guardi, può essere, siccome che il fiume è sorgivo, può essere che diciamo, le sorgenti se ga esaurio un pochettino. Perché appunto mega mostrare le medie statistiche trentennali, diciamo dal 57 all'86, che mi ha messo fatto uno specchietto e sono molto significative nella portata del fiume, no? Certo. E passava dal primo decennio, mi ho fatto una piccola media, dal 57 al 66 era 44 metri cubi al secondo di media, il secondo decennio fino al 76 è 38,5 e l'ultimo fino all'86 è 37,9, quindi che c'è un calo notevole. Sì, ma lì può darsi che sia un fatto naturale, sottovato, perché ripeto, trattandosi di un fiume sorgivo, le sorgenti, che vede le viene dalle falde sottoterra, diciamo, e queste falde ne sappiamo che un po' dappertutto si avverte, in tutto il territorio italiano si avverte una certa carenza d'acqua, perché i consumi d'acqua in generale sono aumentati, e quindi sta prelevando l'acqua dal sottosuolo. È un po' preoccupante, diciamo preoccupante. Ma questo qua si preoccupa un po' in tutta Italia, perché effettivamente la carenza d'acqua si avverte in tutte le regioni d'Italia, proprio perché voi con tutte queste industrie che sono nate, poi perché ha concesso anche un po' sconsideratamente tanti permessi di pompette da giardini, eccetera. E il fatto sta che ne altri evidentemente avevano prelevato acqua dal sottosuolo di più di quella che si doveva. Io penso che la causa quindi di questa diminuita portata sia un fattore proprio di esaurimento delle falde, allora? Ma esaurimento non parliamo però di diminuzione. diminuzione, penso. Ripeto, è un fiume sorgivo il Sile, non è altra causa. Questo era importante, ecco. Poi appunto sempre Candato mi chiedeva se potevo mettere la temperatura dell'acqua che lui ha a casa molto bene, proprio fatta ogni giorno. Sì. Anche questo mi faria un piccolo specchietto da dire alla centrale di Silea è stata rilevata questa temperatura del fiume, che mi pare che nessun libro finora l'abbia messo con precisione. Sì, certo. Se io non ho niente in contrario. Certo. Perché uno dice che se 14, uno 15, uno 17, ora mi metteria sempre la media degli ultimi 20 anni, non più. Sì, d'accordo. Ecco, che sa che io ho tutti questi bei specchietti. D'accordo. E ho visto che è molto preciso, insomma. Sì, certo. E anche appassionato.
Sì. E la Gassugo poi che dice che se la causa, la chiama il capo espiatorio, insomma, di tutti. Ma sì, perché sa, tante volte magari così, senza soprapensiero, se puoi magari dire certe cose, dopo quella cosa passa di bocca in bocca e è un po' come una frana, comincia con una pallina e poi la frana si ingrossa, non so se rendo l'idea. Certe volte così magari queste cose può succedere, però vede, per quanto riguarda, vi torno a ripetere, per quanto riguarda Treviso, essendo una centrale presidiata e neanche vorremmo che sia presidiata proprio per questo, mantenendo un livello costante, mi penso che sia una garanzia, insomma, questa. Penso a me. Che pare? Io di questo almeno sono convinto. Dopo ho degli altri problemi che era questo qua delle scale di monta, ma lei ha detto che adesso avevi fatto questo. No, guardi, il scale di monta è stato presentato un progetto l'anno scorso, ve lo posso assicurare è stato presentato un progetto l'anno scorso ed è depositato presso il genio civile. Certo che aumenta il costo dopo per kilowattora a fare un. Ah certo, guardi, penso. altro che aumenta il costo del kilowattora, aumenta senz'altro. Ma allora le centrali continuano ad essere positive, diciamo, valide da un punto di vista economico o come? Perché purtroppo lo sa che in Italia in quanto a energia neanche siamo un paese molto povero e vi penso che dal momento che riteniamo che l'energia, un certo tipo di energia inquina, un certo altro tipo nessuno la vuole, mi penso che dovremmo tutti preferire quelle fonti di energia pulita e penso che l'energia idroelettrica sia una delle energie più pulite. Su questo mi pare che non vi sia dubbio. Ecco, quindi fa parte un po' di quelle energie diciamo alternative sui quali noi qua in Italia dovremmo puntare secondo, questo è il secondo mio parere. D'altronde fino all'inizio del secolo il fiume era sfruttato intensamente sotto questo punto di vista, insomma. Ma mi diria che non solo quel fiume, diria che tanti altri fiumi che potrebbero essere sfruttati, mi diria che varrebbe la pena, dal momento che, e su questo sono d'accordo anche lì, certe energie che inquina e diventa e anche pericolose poi alla fine, mi penso che a un certo momento si dovrebbe puntare proprio su quelle fonti di energia che sono più pulite, che non sono inquinanti e che non sono neanche pericolose, diciamo. Fondamentalmente. Che pare? Oddio, ma mega stupio però, no, sono d'accordissimo su questo, mega stupio che due centrali di tale portata, cioè tale portata, da profano, mi guardo da esterno, insomma, vederle così in mezzo al fiume troneggia un pochino nel fiume, no? Noi riusciamo a mandare avanti la vostra industria, cioè se perché produce poco il SIL o perché consuma tanto l'industria? No, è perché consumiamo tanto noi. Noi per i consumi che abbiamo, per far carta abbiamo bisogno di parecchia energia, ogni cartiera che fa ha bisogno di parecchia energia, anzi direi che le cartiere sono consumatrici di energia per eccellenza. Energivore proprio, e quindi non è che le centrali produce poco, è che le altre consumano tanto. Ma una volta che ero tutti i corsi d'acqua, queste cartiere, Ma la ragione era un'altra, perché per fare la carta oltre all'energia ha bisogno di tanta acqua, perché la carta si fa con altre materie prime, ma come veicolo di queste materie prime è l'acqua. Il motivo per cui ero in riva al fiume una volta, era anche per questo. Sì, guardi, senza anche acqua. la vostra genata Dio mi augura, insomma. Certo, senza acqua la carta non si può fare, proprio assolutamente, che vuole tanta acqua. E tanta energia. E direi è abbastanza energia, sì. Ma mettiamo adesso, anziché mandare avanti la vostra Burgo, no? Queste due centrali, mettiamo per un paese, mandereste avanti l'energia, mettiamo delle 1000 famiglie. No, assolutamente. 1000 famiglie non lo so che media possa avere. Quanto è il kilowattora? 3 kilowattora, no, massa 1000 famiglie. Ma 500 famiglie forse? 500. Cioè, voglio dire, insomma, è un'energia d'accordo alternativa, ma uno mi pensava che producesse di più, ecco, questo voglio dire, sto Sile non è che produce proprio tanta energia Austria. Oggi è grosso il problema, voglio dire.
Oggi come oggi con la correnza che è l'Italia, il produrre tanto e poco è abbastanza relativo, nel senso che anche il poco aiuta molto, ecco, perché lo sa che oggi in Italia di energia siamo carenti, ma molto carenti. All'80% Ecco, quindi il poco è già abbastanza, insomma, perché il poco, più poco, più poco, più poco ancora, insomma, può fare anche abbastanza, ecco. Vabbè, penso di aver abusato del suo tempo, Per carità. è stato molto preciso e molto utile. Per carità. Dopo che manderò una copia del libro. D'accordo. Lo ringrazio e Prego, buongiorno, grazie. tante cose, Riesella.